Messaggero che entri tra le pareti della mia stanza, appartieni all'uomo o al nulla? Io posso solo raccontarti il Vangelo della vita, raccontarti di quando sei caduto e non riesci più ad alzarti. E allora bacia il suolo sacro e se sei un uomo, ascolta i lamenti degli schiavi che chiedono di vivere reclamando l'elemosina della vita con musiche soavi. Nella stanza dove la mia anima si contorce inferocita come un serpente, chiedi ai dormienti di vederla desta e fradicia l'eternità, con gli uccelli che ci svolazzano sopra e dal latrare di un cane ridestata per dire: guarda, uomo caduto, guarda il mattino che sorge per continuare la tortura, anche quando la tua anima, che sa d'escremento, finge d'essere una rosa e la vita tra le pareti crudeli di questa stanza, uguali alla cella di un condannato a morte, e quei giorni che rinnovano la sentenza ti fa dire: appartieni all'uomo o al nulla. Io posso solo raccontarti il mio Vangelo, quando nessuno ti solleverà dopo la caduta, trasformato in ombra, in nulla e bocca che gli uomini calpestano, una feccia offerta in palmo di mano a uomini e lupi dai denti protesi, che castrano il poema se qualcuno entra nella camera buia.